Buongiorno cari amici e benvenuti in questa micropillola del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dall'inizio, oggi vi racconterò come è nato, come è stata la genesi del sito ilcapitano.altervista.org. Nato nel 2015, ma la sua storia inizia molti anni prima, più o meno nel 2012 circa. Questo perché? Perché il vostro Marietto Veneziano ai tempi conobbe una grande veggente di Roma su un social, il cui nome era Solaria Core. Insomma, ve la farò corta chiaramente perché questa è una micropillola. Comunque io e la Solaria ci conoscemmo su vari siti di radiestesia, di magia, di Wicca e vedevamo che insomma la radiestesia e la radionica era un po' bistrattata. C'erano dei grandi guru, addirittura si facevano fotografare davanti a cattedrali con le pendoline, insomma c'era un po' di tutto, ma alla fine non dicevano mai niente. Insomma, sembravano proprio inarrivabili e poi dicevano anche cose che erano sì vere, ma erano vere a metà. E quindi io la Solaria e poi nel frattempo si giunse anche Icaro, si giunsero altri tipo Viola Violetta, la Patrizia di Roma, poi si giunse anche la famosa Paoletta, la Paoletta Cherilli che tutti ormai conoscono sul Face, sul social Face. Insomma, questo piccolo gruppo di sparuti, di coraggiosi, iniziarono ad avere un progetto, il quale era guidato praticamente dalla Solaria, perché nel gruppo era la più performante, la più, diciamo, quella che aveva i doni per poter vedere lontano, e spinse in questa direzione dicendo dai, mettiamoci sotto, facciamo qualche circuito e lo doniamo tutti. Io chiaramente presi subito la palla al balzo e incominciamo a fare i primi circuiti. Adesso la gente li può andare a scaricare tranquillamente già da 5 anni sul capitano.altervista.org e ne ha scaricati quasi 125.000, di cui ogni PDF circa 10 quadranti o circuiti radionici, quindi vuol dire che hanno scaricato più di 1.250.000 circuiti gratuitamente. Però voi dovete pensare che più o meno nel 2015 la situazione era nettamente diversa di adesso. La radionica faceva i primi passi, c'erano i primi gruppi e io ero stato moderatore di un gruppo di 850 persone, il quale gruppo non era male, mi ero avventurato, ero entrato in questo gruppo, solo che purtroppo c'erano dei baroni che volevano impostare il discorso della serie io so tutto e tu non sai niente. A quei tempi girava solamente pochi libri di cui erano validi, ma erano solo praticamente il 90% cartacei. E quindi la Solaria decise con me, Icaro, la Paola Cherilli, la Viola Violetta e la Patrizia, di incominciare a buttare giù, a mettere giù dei piccoli circuiti tipo il sì e no, che voi ormai conoscete tutti. Chiaramente erano solamente dei file, erano solo uno e non erano in blocchi in PDF. A un certo punto decidemmo di fare dei PDF e iniziamo con un gruppo, lo avevamo chiamato il gruppo degli arcieri Bertoldini. Ci incontravamo su alcuni social di nascosto per non dare troppo nell'occhio e studiavamo come poterli fare. La Paola Cherilli li controllava, la Solaria guardava nel futuro a vedere come sarebbero andate e infatti ci disse che già nel 2014, prima che iniziassimo a metterli proprio nel sito, li avevamo messi in un cloud e ci aveva avvisato che praticamente li avrebbero scaricati in tanti e addirittura se li sarebbero venduti nel futuro. E sto parlando di 5 anni fa. Quindi tutti gasati siamo partiti in questa avventura. Il primo praticamente fu nel 2005 il primo PDF, ma che era già praticamente un compendio di altri circuiti messi insieme che avevamo già dato in vari gruppi di Facebook, su Twitter e su altri social. E quindi da quel momento in poi questo gruppo di pionieri, si possono definire, di altruisti che diedero gratuitamente questi PDF, continuò a farli fin quando a un certo punto capimmo che il nostro compito di costruire PDF per regalarli era finito e che la gente li avrebbe continuati a
Nel tempo chiaramente noi ci siamo divisi quando abbiamo capito che ormai il nostro compito era finito, la Solaria ha preso altre strade, Icaro pure, Viola Violetta pure. C'è da notare che ad esempio la traduzione delle PDF per la Germania e per l'Inghilterra o gli Stati Uniti d'America è stato fatto dalla figlia della Patrizia, che in quel tempo andava all'università ed era brava con le lingue, faceva linguistico e quindi ci aiutò in modo del tutto disinteressato a tradurre 2 PDF che adesso girano in Germania e negli Stati Uniti, grazie all'eroico e disinteressato aiuto della figlia della Patrizia. E poi siamo andati avanti, abbiamo visto che praticamente la gente scaricava e quindi il nostro gruppo più o meno si sciolse circa nel 2017, sulla fine del 2017, e in quel periodo incominciò ad arrivare ad aiutare anche la Hildegard, la famosa esoterista Hildegard, che molti conoscono sia perché ha un bellissimo canale sul Tubo che ha dei gruppi su Face anche con me. In questo periodo Hildegarda si propone con i suoi manuali e i suoi prodotti sul sito in modo disinteressato, aiuta, ha aperto altri gruppi di Facebook aiuta anche a espandere questi PDF con la sua conoscenza e nei vari gruppi. Insomma, più o meno la storia messa molto breve del sito del capitano è tutta qui. Attualmente appunto sono stati scaricati 125.000 ebook solamente di radiostesia, radionica e chiromanzia, cioè la lettura della mano. E in più ci sono anche alcuni bellissimi ebook della Hildegard che parlano di magia. Bene, cari amici, la storia in breve del Il Capitano.intervista è questa qui. Possiamo ringraziare la Solaria Cor di Roma, Icaro, Viola Violetta, la Paola Cherilli che ci diede una grandissima mano all'inizio e poi chiaramente Hildegard che continua questo cammino tracciato dalla Solaria Cor. Io chiaramente che sono il gestore del sito continuo a tenerlo in ordine, a mettere sempre contenuti nuovi di terze parti, sempre in modo gratuito. Grazie amici per aver ascoltato questa bellissima e cortissima pillola e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano o della Hildegard. Grazie e alla prossima.